Il governo approva il decreto legge sulle pensioni e restituisce i soldi a 410.000 pensionati in tutto il Veneto. 2 miliardi e 180 milioni usciranno dal tesoretto dello Stato e saranno così distribuiti. 750 euro spetteranno a chi riceve un assegno da 1.700 euro lordi. A chi percepisce 2.200 euro ne andranno circa 450, 278 per chi prende 2.700 euro. Chi percepisce oltre i 3.200 euro lordi non riceverà nulla. Un rimborso una tantum che non ha soddisfatto né i sindacati né l'opposizione. Deve essere la prima tranche di una restituzione totale. Su questo non ci deve essere alcun dubbio. Ma che soprattutto sta creando malumori tra la gente, stanca di dare del suo per salvare il paese. Io sarei una di quelle pensionate danneggiate, sono sicura che non entra quelli che dicono loro di fare. Quindi è una vergogna. Quindi bisogna fare un sciopero generale, i sindacati dovrebbero portare i pensionati a Roma armati di bastone. A noi praticamente che prendiamo meno, non viene rimborsato nulla? Decine di chiamate alla redazione per intervenire sul tema, oggi a linea diretta. Vittime più o meno della crisi, pensionati che non arriveranno nemmeno ai 1.000 euro lordi di pensione. Ma quei signori che prendono di più di 3 volte il minimo, che scrivono le delibere, che scrivono le leggi, che scrivono i provvedimenti, ma dov'erano quando hanno scritto questo? Secondo i dati INPS padovani che avanzano, i soldi sono circa 70.000. Dove reperire quei 11 miliardi? Beh, credo che il 10% della popolazione italiana, che detiene quasi il 50% della ricchezza, oltre poi siamo di fronte ad una evasione fiscale che supera i 180 miliardi, i due conti sono presto fatti.